Tristissimo. Matteo, ti vedo annuire. Tu, veneziano doc, e tra l'altro anima di Venezia.com, hai raccontato le trasformazioni della città di Venezia nel tuo sito e anche con la tua capacità, insomma, di essere sempre in ascolto delle persone. Non a caso sei tu, e qui insomma lo voglio dire ai telespettatori, che ci hai portato dentro la bottega di Mauro per farci raccontare un po' questa storia, questa realtà. Non ci sono apprendisti, quindi non ci sono giovani che imparano il mestiere, perché i giovani poi vanno via, vanno fuori da Venezia, anche perché le case sono molto care. Tu sei un testimone dello spopolamento della città di Venezia. Beh, dopo 15 anni di attività, credo proprio di sì. Io stesso sono andato fuori Venezia nel 2000, io ho vissuto qualche anno in terraferma, poi per fortuna sono tornato. E purtroppo i giovani spesso se ne vanno perché i motivi li sappiamo, li abbiamo tutti un migliaio di volte in questi anni, ed è un peccato perché le attività artigianali qui sono importantissime, perché fanno parte del patrimonio culturale della città, sono l'anima della città, ed è sempre stata la forza di Venezia, la capacità di creare prodotti dagli artigiani nostri locali. E quindi io vorrei che fossero tutelati ed aiutati, perché sono importantissimi. Che cosa manca secondo te, no? Che cosa metti nel calderone e che rende sempre più invivibile la città, al di là della mole sempre più enorme di turisti, per carità, portano e fanno economia, però per esempio ci sono dei grandi disservizi anche per quanto riguarda il trasporto, proprio perché c'è un grandissimo afflusso di turisti. Che cosa manca per avere una città più vivibile e più alla portata dei veneziani, secondo te? Beh, sicuramente il famoso discorso della gestione dei flussi, che noi abbiamo affrontato già 10 anni fa con degli incontri al Teatro San Gallo, quando avevamo la possibilità di farlo. E la gestione dei flussi comporta il fatto che se la città certi giorni è troppo piena e per noi diventa invivibile, la città va chiusa, va studiato un numero sostenibile giornaliero di turisti che possono entrare, e come avvenne nell'89 col concerto di Pink Floyd, che erano troppi, a una certa ora io chiudo la città perché non ci stiamo più. È un discorso fisico, non ideologico. È come se venissi in studio da voi e se siamo in 20 persone stiamo anche bene, se siamo in 150 no. Senti Matteo, il direttore di Confartigianato ci raccontava anche che ad esempio a Venezia stanno iniziando a sparire, adesso ha appena chiuso l'ultimo negozio di musica, stanno iniziando, ci raccontava, a sparire i calzolai, per esempio, non si trovano, non c'è un passaggio generazionale per quanto riguarda determinati servizi che poi insomma sono servizi di base sostanzialmente. Credo che hai citato l'esempio dei calzolai, che penso che sia un fenomeno che non è cominciato adesso, che non sta cominciando, anzi è cominciato già decenni fa, ma comunque credo che questi siano fenomeni fisiologici negativi, naturalmente, che non riguardano solo noi, riguardano tutte le città italiane, e non credo che se andiamo al centro di Firenze o di Milano c'è ancora il calzolaio per fare scarpe a mano, credo che stiano sparendo anche lì. E quindi anche il negozio di dischi, io sono un appassionato, devo ammettere che è un fenomeno globale, cioè l'industria cinematografica è cambiata e quindi non ci sono più i CD, i vinili come una volta, quindi
riguarda Venezia ma anche un po' tutto il mondo. Io sono 10 anni, lo ammetto, che non compro un disco, vado su YouTube. Sono cambiamenti fisiologici, dici, per forza. Ascolta, ti voglio chiedere un'altra cosa, come mai nonostante tutte le iniziative che avete fatto, dal il parco divertimenti Veniceland, il finto funerale, cioè tante iniziative che avete fatto, non avete avuto, mi pare, risposte né da questa giunta né da quella precedente? La precedente ci aveva aperto una consulta per la residenzialità, cioè un minimo era stato concesso. E purtroppo, malgrado tutto, la politica, il mondo politico continua a non voler risolvere almeno in parte questo problema, che credo sia difficile da risolvere ma non impossibile, perché se fossi io al posto loro metterei da parte un attimo tutti gli altri problemi e mi concentrerei solo su questo, destinerei solo a questo problema quasi tutti i fondi, e quindi farei qualcosa in questo senso. Poi cioè, non lo so, bisogna chiedere a loro. Noi più di tanto non possiamo fare, possiamo ricordarglielo quasi ogni giorno, ma poi dipende da loro. Ti toccherà candidarti. Ascolta, Mauro. Non so con chi, perché qui si aprirebbe un'ampia pagina, ma non è questa la sede. Mauro, sono da te per chiederti, appunto, Matteo parlava di mondo che sta cambiando, no? I tuoi clienti sono stranieri, sono italiani, sono veneti? Come sta cambiando il mondo del commercio di prodotti come l'opera che ci hai fatto vedere? Cioè, è ancora un grosso traino per l'economia il vetro di Murano, secondo te? Allora, posso dire questa cosa, che anni fa c'è stato un boom e si sono aperti moltissimi negozi di vetro, perché quando uno apre una cosa nuova tutti si accodano perché dicono è l'idea e allora. Adesso dopo negli ultimi anni c'è stata un'implosione, cioè i negozi di vetro hanno chiuso, hanno cominciato a chiudere, proprio quelli che vendevano vetro, per vari motivi, non solo perché il vetro non si trova qui o perché si compra vetro di importazione. Ci sono avute delle nuove aperture di persone che vengono da altri stati che vendono vetro, ovviamente che non è prodotto qui. Questo è un altro piccolo problema, cioè le famose che le chiamano qui chincaglierie, cioè vetro che non viene prodotto qua. Vendere il vetro adesso è molto difficile perché il vetro deve essere di qualità. Io vendo vetro che è una qualità abbastanza alta, e i miei clienti non sono europei, non sono italiani, ma sono tutti quanti gli altri paesi, cioè tipo America, Australia, russi quando c'erano, che avevano anche un potere d'acquisto un po' più alto, perché il cliente medio è quello che va in cerca del ricordino che costa pochi soldi. E torniamo al discorso di prima. Il ricordino non può costare in Italia pochi soldi. Un oggetto da 20 euro emesso con regolare scontrino, perché io parlo sempre che io pago le mie tasse, viene 20 euro, vuol dire che quasi il 50% se ne va in tasse e sul 10%, sul rimanente 50% si devono levare via i costi. Un oggetto non può costare poco, un oggetto che viene venduto soprattutto in vetro. Allora il ricordino in vetro che costa poco, io mi guarderei sempre, e si trovano le masse, cioè quello che viene qua il sabato e domenica e prende questi oggettini che costano poco, ma bisogna chiedersi dove sono stati eseguiti. Allora, vetro, è difficile fare un discorso su vetro, molto complicato, perché il vetro prodotto qui costa tantissimo. Chi è disposto a comprarlo? E torno indietro col discorso, non è un bene di prima necessità, pochissimo adesso con questi rincari sono disposti a prendere un pezzo di vetro. E cosa succederà in futuro? Non lo so, non ho la più pallida idea. Adesso sto aspettando questa stagione, l'altra stagione era dopo Covid e era una stagione di prova. Io sto aspettando adesso che si apra questa stagione a marzo, adesso non so quando si aprirà, per vedere cosa succede. Nel cappello non ho il coniglio da tirar fuori per vedere cosa succede. Vedremo questa stagione cosa succederà.
Senti, Certo, proprio per così anche toccare con mano la realtà che tu ci stai raccontando, puoi farci rivedere, Matteo, insomma, l'opera d'arte, insomma, di Mauro, e se ci puoi Le ali raccontare. bellissime. No, Le immagino, ma ali- noi non dobbiamo fare pubblicità, noi abbiamo solo bisogno No, di no. capire un pezzo che tu hai lavorato, che tu hai preparato, quanto costa in termini di vetro proprio e quante ore di lavoro ti ha comportato. Eccolo qua, allora, che bello. Allora, qui che cosa c'è come materiale? c'è tutto vetro, questo è Tutto. tutto vetro. Che costi ha il vetro che hai utilizzato per produrre questo oggetto? Cioè, Questo di vetro, allora di vetro come vetro pesato sulla bilancia, saranno 10 euro, 15 euro. quante ore di lavoro? E dopo no, ci si deve mettere il gas, l'ossigeno e l'elettricità del forno di ricottura. E queste qua sono 5 ore di lavoro. 5 ore di lavoro. Posso chiederti a quanto lo vendi? Questo viene 300 euro. D'accordo, abbiamo un po' capito, insomma, le ore di lavoro, il prezzo del prodotto, poi luce e gas e quindi anche un po'. Questi sono i prezzi, quindi tu ci stai raccontando che sono prezzi più alti rispetto ad una volta.